più 10,2% nel 2011, valore 50 miliardi di euro. L'export veneto ha recuperato pressoché interamente la flessione registrata nel biennio 2008-2009. La regione, al secondo posto dopo la Lombardia, ha una quota sul totale delle esportazioni nazionali pari al 13,5%, in calo rispetto a quella mostrata all'inizio del decennio precedente. È quanto emerge dal 26esimo rapporto ICE, secondo il quale le esportazioni delle regioni italiane sono salite dell'11,3%. Meglio di tutti ha fatto l'Italia centrale. L'export veneto va dunque a gonfie vele soprattutto per la provincia di Vicenza, principale esportatrice, con 14 miliardi, e quella di Verona. Inferiori alla media sono state Treviso, Venezia e Belluno. Più alta della media invece Padova e Rovigo. Le esportazioni venete vanno per il 60% verso l'Unione Europea, area che nel 2011 ha mostrato una crescita della domanda meno dinamica rispetto alla media mondiale. Il principale paese di sbocco, la Germania, ha mostrato una domanda più dinamica e gli acquisti dal Veneto sono saliti del 13,6%. Meglio hanno fatto altri paesi come la Svizzera, Russia, Turchia. Nel 2011 ha pesato sull'export l'andamento stagnante invece del mercato nordamericano e in particolare il lieve calo negli Stati Uniti, che sono il terzo mercato di sbocco della regione. L'export veneto si è così spostato, seppur gradualmente, verso l'Europa dell'Est e l'Asia, e tra i 21 distretti di forte specializzazione dove si sono visti i maggiori contributi all'export veneto. La moda mostra risultati non del tutto omogenei, con incrementi meno rilevanti per l'abbigliamento, il mobile e la gioielleria. Meglio vanno le calzature e la pelletteria. Bene le bevande, in particolare il vino, la cui quota sul totale nazionale è ancora aumentata. Nel primo trimestre 2012 l'export veneto è salito del 2,1%, meno della media nazionale. A un debole incremento dei principali mercati, Germania, Francia e Stati Uniti, si è aggiunto l'effetto del netto calo del mercato cinese.